I detenuti del carcere Petrusa hanno vissuto una bellissima giornata di spiritualità per la presenza del cardinale Montenegro qualche giorno fa. L'arcivescovo di Agrigento ha portato la Pasqua nella casa circondariale Pasquale di Lorenzo, diretta da Valerio Pappalardo. Ramoscelli d'ulivo coltivati dagli stessi detenuti hanno accolto festosamente il cardinale e l'intero staff della casa circondariale, con in testa il cappellano Luigi Mazzocchi e Vito Scilabra, il corpo della polizia penitenziaria, i funzionari volontari ed operatori, oltre ai docenti delle scuole. Il cardinale ha celebrato la messa in una chiesa raccolta e partecipata, animata dal coro Gerusalem di Favara. Non è semplice parlare di gioia e speranza in questo luogo, e soprattutto ascoltando i passi della passione e della morte di Gesù, insieme all'omelia di Don Franco, che ha attratto l'attenzione di tutti i presenti, persone semplici e bisognose della misericordia e della tenerezza del Padre. La Pasqua è come la primavera, ha ricordato Don Franco. Bisogna spalancare le finestre per far entrare aria nuova. Non c'è grada che possa impedire al vento della misericordia di Dio di entrare nei nostri cuori. Una presenza importante che testimonia sempre la sensibilità di Don Franco verso gli ultimi ed i bisognosi. 3 le parole chiave nell'omelia dell'Arcivescovo: melograno, zucchero e girasole, metafore del nostro rapporto con Dio e con il prossimo. Don Franco ha concluso citando un proverbio africano: vi auguro di agganciare l'aratro della vostra vita ad una stella, per smuovere la terra e guardare sempre in alto.